Gentili telespettatori, ben trovati dalla redazione di TPN Veneto. Il sindaco. Le dichiarazioni, parliamo del caso Gatorade, del consigliere regionale Luca Baggio vanno in senso opposto alla strategia condivisa dai sindaci che hanno deciso di fare fronte comune per pretendere dalla PepsiCo Beverage Italia soluzioni alternative alla chiusura dello stabilimento di Silea. In questo momento non dobbiamo dare all'azienda alcun alibi per poter sfuggire alle proprie responsabilità. L'onorevole Simonetta Rubinato del PD, sindaco di Roncade, nonché deputato e che per prima aveva segnalato il caso Gatorade, si dice contraria alla proposta avanzata dall'esponente leghista di boicottare i prodotti della Pepsi. Mi pare l'ultima delle strategie da adottare, spiega. Da chi rappresenta le istituzioni, in particolare la Regione Veneto, ci si aspetterebbe un atteggiamento più costruttivo e non delle semplici provocazioni che non fanno certo l'interesse dei lavoratori. Non possiamo dare l'idea che la partita sia già persa, per questo ieri con altri sindaci si è concordato sulla necessità di compiere uno sforzo comune con Regione Veneto e Provincia di Treviso, con l'obiettivo di far pressione sull'azienda al fine di valutare tutte le ipotesi possibili per mantenere operativo l'impianto di Silea. Ritengo invece urgente, conclude il sindaco Rubinato, che il presidente Luca Zaia convochi al più presto i vertici della PepsiCo e chieda loro quali sono le condizioni per scongiurare la chiusura dello stabilimento di Silea.